Lo Stato italiano ha confiscato la villa di Luigi Compiano in via Ugo Bassi nel quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso. Ad eseguire il provvedimento la Guardia di Finanza trevigiana. È un'azione, come abbiamo detto, importante perché assicura al patrimonio dello Stato una villa di pregio del valore di circa 1.300.000 euro. Deriva questa confisca dall'accertamento di alcuni reati tributari, in particolare dall'omesso versamento di IVA. Il provvedimento arriva al seguito della sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso dell'ex patron della Nordisk Service, che per il crack aveva ricevuto una sentenza di 6 anni, 6 mesi. Una vicenda che parte alla fine del secolo scorso, con la raccolta compulsiva da parte del figlio maggiore di Arnaldo Compiano, da sempre il metronotte di Treviso. In 18 anni Luigi aveva accumulato una fortuna in auto, moto, imbarcazioni d'epoca, utilizzando i soldi che venivano depositati nel caveau dell'azienda di famiglia. Una vicenda che aveva coinvolto anche chi avrebbe dovuto controllare quel denaro sparito. E nel corso del processo per bancarotta, nella sezione legata all'IVA non versata, Compiano aveva sostenuto che il buco atteneva le fatture di vendita di beni e prestazioni che non erano state pagate dai clienti debitori e che pertanto l'omesso versamento dell'IVA da parte sua era stato causato dal mancato incasso. Nella sentenza è prevista anche la confisca di 1.225.000 euro di IVA non versata, ora compensata con questa villa da 30 vani con annesso parco secolare. La legge già da un po' di anni consente di sequestrare, se non si riesce a prendere il denaro, anche beni mobili o immobili, quindi per equivalente. In questo caso, appunto, non avendo trovato sui conti correnti dell'indagato le somme necessarie a ristoro per le casse dell'erario, siamo andati a cercare appunto beni immobili, in questo caso questa villa. Questa villa è stata confiscata, quindi lo Stato adesso, con i meccanismi previsti dalle procedure, potrà decidere se venderla e quindi realizzare e quindi monetizzare il valore del bene, oppure si potrebbe decidere di destinare questo immobile a attività pubbliche. Oppure anche il comune potrebbe dire la sua sul futuro di questa villa, mentre le fiamme gialle escludono che Compiano possa ricomprarsi l'immobile, magari attraverso una società finanziaria. A livello generale, coloro che utilizzano prestanomi per rientrare in possesso dei propri beni, diciamo che non fanno una bella fine, perché ci sono dei meccanismi di legge che consentono, insomma, di aggredire queste forme per evitare i provvedimenti esecutivi sui patrimoni sequestrati.